siamo su nave Palinuro, che è una nave scuola della Marina Militare Italiana, e attualmente abbiamo imbarcato gli allievi del secondo corso della Scuola Navale Morosini. E il Palinuro è una nave scuola che nasce nel 1934 in Francia, quindi non in Italia, e nasce come nave da lavoro, come peschereccio. In realtà andava a prendere il merluzzo nelle banche di Terranova e tornava poi in Francia dove veniva lavorato. Nel 50 la Marina la acquista e fa dei lavori di ammodernamento e nel 55 prende servizio sotto la bandiera della Marina Militare Italiana, e quella di adesso è la 53esima campagna addestrativa che fa questa nave. Ancora una tappa storica della Marina, sì, perché comunque oltre ad essere sede di un comando molto importante, e quindi la cittadinanza ci accoglie sempre a braccia aperte, insomma, perché vuol dire, nasce e cresce con la Marina sempre davanti alla porta. Ogni anno questa nave fa questa campagna addestrativa e poi dipende dagli anni, dipende dalle zone, a volte andiamo magari più da parte tirrenica, a volte da parte adriatica. E quest'anno siamo stati già in Albania e in Montenegro e adesso presumibilmente andremo in Croazia e Slovenia. Poi imbarcheremo gli allievi sottufficiali a Bari e scenderemo verso Malta, Grecia e Turchia.